Nel campionato di eccellenza, prezioso successo per 4-1 della Pro Favara sul Partinico Audace. La squadra di Beppe Balsamo si allontana a grandi passi dalla zona calda della classifica e grazie a questo nuovo successo si porta a 31 punti e raggiunge l'ottavo posto. Contro il Partinico Audace, nonostante il 4-1 finale, non è stata una passeggiata, in quanto il risultato è rimasto in bilico sul 2-1 per diversi minuti. A sbloccare il match un gran colpo di testa di Gerlando Contino sul cross dalla destra di Spina. Prima del riposo arriva il raddoppio di Gero Iannello. Nella ripresa gli ospiti approfittano di una dormita in difesa e accorciano le distanze con Rinaudo. Nel finale, gran gol di Alù per il 3-1. A seguire il 4-1 di Ferraro su assist di San Martino. A fine partita abbiamo sentito il tecnico di casa Beppe Balsamo. È stata una partita meritata, ragazzi, tranne il primo quarto d'ora dove loro hanno preso una testa, ma su un tiro da 30 metri ci può stare. Poi abbiamo sempre giocato noi. Alla fine sono contento sia per la prestazione che per quanto riguarda il risultato. Si sono visti anche dei bei gol, ho visto quello di Alù bellissimo. No, ma alla fine pure il primo è stato spettacolare, quello di Contino sul cross di Spina. Sono situazioni che abbiamo provato giovedì in allenamento e fortunatamente ci è andata bene. Sai, io non guardo questa partita, già per me è finita e già sono proiettato alla prossima, quindi da martedì iniziamo a prepararci all'altra. Però dico che ancora la salvezza è lontana, ci sono 8 gare da giocare, ci sono in ballo 24 punti e c'è ancora da marciare. Forse c'è qualche rammarico per la sconfitta di domenica con il Dattilo. Rammarico, diciamo, perché di come è stata la gara sicuramente non meritavamo assolutamente di perdere, perché abbiamo giocato solo noi, però purtroppo nell'arco del cammino di un campionato ci sta che puoi perdere con la quarta forza del campionato a casa loro. Però sono contento perché la squadra è viva, si è visto pure oggi contro una squadra che assolutamente secondo me non merita di quello che ho visto io da quando sono io qua a Favara, non merita la classifica che ha. Ma per noi va bene così, ci godiamo questa vittoria e adesso prepariamo l'altra.